Lunedì 18 novembre, San Teofredo, è il 322esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 43 al termine. Il sole sorge alle 7:13 e tramonta alle 16:38. La luna si leva alle 22:08 e tramonta alle 12:35. A causa dell'indolenza dimostrata nell'aver lasciato cadere in gravissimo stato i suoi lidi, dal Senato viene tolta ai cittadini di Chioggia la manutenzione dei lidi stessi e trasferita al Magistrato delle Acque. Alla comunità chioggiotta, comunque, viene imposto un tributo anno di 2000 ducati. Le previsioni per domani. Un'area di bassa pressione abbraccia la regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Su litorali e pianure orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove e deboli piogge in serata. Su pianure occidentali e prealpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata. Sulle Dolomiti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in assorbimento dalla sera. Limite delle nevicate attorno ai 900-1200 metri. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Potremmo definirlo un piccolo gioiello incastonato nel diadema delle colline che vanno da Conegliano a Vittorio Veneto. È Scomigo, comunità da poco meno di 1 migliaio di anime che da millenni sono raccolte attorno alla loro chiesa dedicata a Sant'Elena. In questi giorni è sagra, in questa che ufficialmente è frazione del comune di Conegliano, anche se in realtà probabilmente per longevità di comunità dovrebbe essere il contrario. E la festa di questa gente rimanda veramente agli insediamenti paleoveneti di qualche millennio prima di Cristo, visti i ritrovamenti di fibule ed altro materiale che sarebbe addirittura di fattura pre-etrusca. Colline queste, tra la valle dell'antico Piave e il Felettano, dal clima accogliente e dall'elevazione sufficiente per essere località difesa e lavorata nella terra. Il nome Scomigo potrebbe derivare dall'assegnazione romana tipica delle centurie, anche se qualcuno dà una connotazione venetica per un luogo di ritrovo comune. Un piccolo gioiello, dicevamo, che si deve scoprire deviando dalla strada che dalla Pontebana porta a Vittorio Veneto. Poco prima dell'incrocio, una serie di ceramiche annunciano l'entrata al paese, che da mezzo secolo ospita la scuola relativa, oltre alle 1000 iniziative dedicate alle sculture e alle opere realizzate. Ma Scomigo è anche il paese dei gelati, considerando che da qui Teofilo Samson partì per la grande avventura veronese di coni, coppette e quant'altro. Ma pochi sanno che a Scomigo venne inventato il ghiacciolo. Il papà del simbolo dell'estate e del mare è stato Alberto Steffan, che osservando d'inverno dei coetanei che succhiavano un pezzo di ghiaccio staccato da una grondaia, decise di realizzarne uno con lo sciroppo dolce derivato dalle ciliegie che i parenti coltivavano nella zona, mettendo nello stampo anche un bastoncino di liquirizia. Un'invenzione che ebbe successo quando Steffan a 14 anni andò a Milano in bicicletta. Era il 1929 e da lì si diffusero i ghiaccioli, che per i milanesi sono ancora gli staffanini.